A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di sabato 20 luglio. Prima corsa riservata a puledri di 2 anni, sono in 8 dietro l'autostart. Lo schieramento: 1 Gospel Jet, 2 Glory and Gold Ari, 3 Gwendalina Trio, 4 Gorial, 5 Gaia's Life, 6 Gimixin, in seconda linea 7 Gioia Ban, 8 Gea GPD. I primi 5 al debutto. Favori per Gospel Jet numero 1, Lorenzo Baldi in sediolo, macchina che accelera, lascia andare i concorrenti, l'errore di Gwendalina, mentre all'esterno si avvantaggia Gorial. Numero 3 Gwendalina Trio, squalificato. Bene, numero 2 GPD, Glory and Gold Ari, squalificato. Dalla seconda linea e riesce a sistemarsi in seconda posizione, precedendo proprio Gospel Jet. Dunque Goriel veloce i primi 50 metri di gara, ha preso la testa velocemente sull'errore di Gwendalina Trio e quindi conduce dopo i primi 400 metri di gara. All'esterno c'è subito Gimixin che va ad affiancare Gorial, che indietro Gospel Jet si mantiene in terza posizione alla corda, insiste all'esterno e passa a condurre Gimixin in 600 metri, completati in 47,6 davanti alle tribune. Nuovo leader Gimixin nei confronti di Gorial, terza posizione lungo la corda per Gospel Jet, all'esterno invece avanza Gea GPD con in schiena Gioia Ban. Tanto 15,1 davanti alle tribune per Gimixin, che continua ad andare via di buona lena e completa un chilometro iniziale in 1,18. Due lunghezze abbondanti di margine su Gorial, che si mantiene per il momento in seconda posizione, cerca di progredire intanto Gea GPD insieme a Gioia Ban. Lungo la corda invece Gospel Jet, 400 scarsi alla conclusione, con Gimixin che mantiene inalterato il vantaggio nei confronti di Gorial e gli altri, fra i quali quelli all'esterno, faticano a progredire. Entra in vantaggio in retta d'arrivo Gorial. Scusate, Gimixin inseguito da Gorial, poi all'esterno ancora il tentativo, all'interno soprattutto di Gospel Jet, che trova il varco giusto e viene a vincere con il minimo sforzo. Il secondo posto invece per Gorial, che sul palo ha ragione degli avversari. 1,18,1 con 32,4 a chiudere, chiusa sicuramente molto tranquilla, molto lenta, ma vittoria comunque per Gospel Jet, che con il minimo sforzo riesce a portare a casa la vittoria. Vedete in open stretch sullo spostamento di Gorial che va su Gimixin in calo, passa nettamente Gospel Jet al debutto, aveva già fatto una qualifica di buon livello, l'allievo di Lorenzo Baldi, mentre nel finale Gimixin perde anche il terzo, probabilmente da Gea GPD. 1,48 l'ordine d'arrivo della prima di Cesena, la vittoria per Gospel Jet e Lorenzo Baldi per conto della signora Procopio Vincenza. Il training naturalmente è sempre di Lorenzo Baldi.